Ma ci sono anche dei generali tedeschi che dicono no, pensiamoci un po' meglio a questa cosa. Bisogna cambiare sistema totalmente. Tu cominci il bombardamento, gli altri sanno benissimo che tu bombarderai per giorni e giorni e giorni e poi andrai all'attacco. Quindi si preparano, si sistemano e stanno lì ad aspettare. Noi, dicono i tedeschi, potremmo provare a fare così. Bombardiamo solo per un'ora. Quando gli altri hanno appena cominciato a mettersi al riparo, il bombardamento finisce e i nostri vanno all'attacco. E li prendiamo di sorpresa. Questa cosa la provano, dice, proviamola prima contro quelli un po' più deboli. La provano contro i russi nell'estate-autunno del 17, funziona a meraviglia. Dicono proviamola contro degli altri anche loro deboli. La provano a Caporetto, funziona a meraviglia. A Caporetto interi battaglioni italiani vengono catturati